Aria nuova in casa Smeccaorle. L'impresa di Trieste contro lo Jadran, la seconda vittoria in esterna della stagione dopo quella di Verona, realizzata davanti al neoacquisto, lo sloveno Milorad Sedlarevic, che sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni, ha galvanizzato l'intero ambiente, tornato a lavorare durante la settimana con grande entusiasmo. Una vittoria frutto di una notevole prestazione, una delle migliori della stagione, che ha visto i gialloblu fare la differenza nell'ultimo quarto, cosa mai successa prima, segnale di una freschezza atletica ritrovata. Beh, sì, possiamo dire di sì, che sotto il punto di vista morale, di fiducia, ma anche tecnico e tattico, è stata una buona vittoria in un campo molto difficile come quello di Trieste. Ecco, una squadra che comunque anche nell'altra partita, insomma, al di là della sconfitta, era apparsa comunque in crescendo. Sì, diciamo che con Bomma come allenatore abbiamo iniziato a esprimerci forse un po' meglio sotto il punto di vista di squadra, sotto il punto di vista dell'intensità, cioè da tutta la settimana, sia questa che quella scorsa, abbiamo provato a seguirlo parola per parola, passo dopo passo, quello che ci veniva chiesto, e domenica si è vista, diciamo, il culmine del lavoro fatto in settimana in palestra. Altre volte avevate compiuto delle imprese, poi non erano state seguite da altrettanti risultati positivi. Questa volta, insomma, dovete, in casa con Passano, dovete cercare di fare il possibile per dare un minimo di continuità a questo risultato. Beh, abbiamo 2 partite davanti, le prossime 2 che sono 2 partite molto difficili, perché comunque Bassano è una squadra giovane, non sono più così tanto giovani come erano una volta, perché comunque hanno un'esperienza, alcuni giocatori hanno esperienze 3 anni ormai in categoria, e quindi dobbiamo iniziare a dare continuità sia durante la settimana che nel fine settimana. Classifica che resta molto corta, quindi niente, diciamo, è precluso. Beh, la classifica è cortissima, perché qua si vince una partita e si è in zona playoff, si perde una partita e si è ultimi o penultimi. E anche davanti si vede che iniziano a fare un po' di fatica, perché anche la stessa Murano, la Oderzo che ogni tanto cincischia, e quindi qua se si vince una partita veramente si può puntare ai playoff.